let's go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said it won't. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Siamo tornati al Museo di Trento per la mostra sull'estinzione. Le domande agli esperti dell'Osservatorio di Nove. La nostra opinione. Il libro della settimana. Difficoltà di apprendimento. Parola agli esperti. Siamo tornati al Museo di Trento per vedere la mostra sull'estinzione. Ciao a tutti, siamo ritornati al museo per vedere la mostra sull'estinzione e in compagnia sempre di Massimo. Ben ritrovato Massimo. Come mai la mostra sull'estinzione? Perché prima di tutto mi occupo di paleontologia, quindi sono abituato a pensare al tempo profondo, quindi ai milioni di anni che ci hanno preceduti, e durante questi milioni di anni sono avvenuti degli eventi molto intensi, molto importanti, che hanno causato la crisi della vita e dell'ambiente, che abbiamo chiamato estinzioni di massa. E abbiamo pensato di parlarne ora perché purtroppo la situazione attuale mostra dei segni che la fanno assomigliare molto agli eventi del passato. Dunque possiamo forse imparare qualcosa e cercare di prevedere alcune delle dinamiche che sono in corso e sulle quali possiamo ancora agire. Da dove è nata l'idea per questa mostra? È nata principalmente da un progetto di ricerca, dunque dall'attività che compiamo negli ultimi anni in Dolomiti, nelle nostre montagne, alla ricerca delle cause e delle dinamiche che hanno causato la più grande estinzione di massa della storia, che è avvenuta circa 250 milioni di anni fa, molto prima di noi, molto prima dei dinosauri, un'estinzione che ha proprio causato il collasso totale della vita sulla Terra. Si conta che circa il 90-95% delle specie allora viventi si siano estinte, vuol dire che si sono estinti praticamente tutti. Studiando questa estinzione e consapevoli che oggi il tasso di estinzione è molto elevato, cioè molte specie si stanno estinguendo anche oggigiorno, abbiamo cercato di costruire un percorso che paragoni un po' quello che è successo nel passato rispetto a quello che sta succedendo nel presente. Come è strutturata il percorso al suo interno? Partiamo proprio dietro alle nostre spalle dalla constatazione che il termine estinzione, che fa paura di prima impressione, in realtà è molto più, come dire, docile di quanto ci possiamo aspettare. Infatti si estinguono specie tutti i giorni proprio perché poi ne possono nascere altre, quindi approcciamo il tema in un modo molto, molto rilassato. Dopodiché cerchiamo di scoprire cosa significhi estinzione di massa, quindi cosa siano questi eventi così fondamentali nella storia della vita, e poi dopo pochi metri in realtà dall'inizio entra in scena l'uomo e quindi proviamo a capire qual è la relazione tra gli ecosistemi, l'ambiente e gli organismi e l'uomo, quindi come abbiamo interagito sia nella storia che nel presente, come stiamo interagendo con il mondo che ci circonda. I reperti che avete utilizzato, da dove arrivano? Arrivano da alcuni tra i più importanti musei italiani, Firenze, Roma, Torino. Ci sono alcuni reperti che vengono dal nostro museo, l'Università di Padova. Abbiamo cercato di mettere assieme le forze dei musei e delle università per creare un percorso che non solo parlasse di temi importanti, ma che mettesse in mostra anche degli animali, degli esemplari di eccezionale bellezza. Alcuni sono veramente rarissimi, quindi è un caso più unico che raro poterli trovare tutti assieme in una mostra. Qual è lo scopo di questa mostra? È una domanda molto difficile. Penso che lo scopo sia quello di rendersi conto che la vita è di per sé un concetto limitato. Nella storia ci sono stati dei momenti di tripudio della vita nel quale è aumentata la biodiversità, cioè è aumentato il numero delle specie, la vita era proprio rigogliosa, in altri nei quali invece ci sono avuti dei collassi, dei crolli. E questi dipendono da molti fattori. Oggi ci troviamo in una fase un po' difficile e dunque queste dinamiche vanno soppesate bene, vanno studiate bene, confrontandole un po' con il passato per forse trovare anche le strade per un futuro più lieve. Vi piacciono le stelle? Andiamo a scoprirle nell'Osservatorio di Nove. Linea agli inviati. Come mai l'osservatorio è stato intitolato a Giuseppe Toaldo? Questo osservatorio è stato intitolato a Giuseppe Toaldo perché lui è stato un astronomo del 1700 e compaesano qui di Nove, che ha dato un grande apporto all'astronomia, però prima di questo osservatorio non gli era mai stato dedicato assolutamente nulla e quindi è stato deciso di dedicarlo proprio a lui.
Perché è stato scelto di costruire un osservatorio astronomico e perché proprio a Nove? Diciamo per prima cosa il fatto che questo era in questo posto, era diciamo, un luogo esente da luci parassite, inquinamento luminoso. Poi perché il Comune di Nove ha sfruttato parte di un edificio già esistente a cui appoggiare la struttura e ha contribuito in maniera sostanziosa alla costruzione di questo osservatorio. Quali sono i compiti che ha l'Osservatorio Toaldo? L'Osservatorio Toaldo, appunto, essendo nato per favorire la divulgazione dell'astronomia, si prefigge proprio come primo scopo il diffondere l'astronomia e portarla più vicina a chiunque. Qual è la luminosità minima di cui potete osservare le stelle? Diciamo arriviamo come noi la misuriamo in magnitudine. Ci avviciniamo alla 14ª magnitudine nel momento in cui le condizioni lo permettono. Dobbiamo tenere presente che essendo in pianura è un limite che è raggiungibile raramente qui da noi. Tuttavia, poiché l'osservatorio è nato solo quasi esclusivamente per lo scopo divulgativo, diciamo che ci accontentiamo così come funziona, insomma, ecco. Fate laboratori per le scuole e per i singoli ragazzi che volessero venire con i genitori? Facciamo moltissime attività, soprattutto con le scuole. Abbiamo scuole quasi, diciamo, dalle primarie in poi, che vengono regolarmente su questo osservatorio ormai da molti anni. Poi gli alunni che sono stati qui una volta generalmente portano i genitori a fargli visitare l'osservatorio e a far vedere le stelle. Io ricordo che l'osservatorio è aperto il primo e il terzo venerdì di ogni mese e invito tutti in questo periodo, in questi 2 giorni liberi, di venire a trovarci qui a Nove. Andiamo a scoprire cosa pensano i ragazzi della scuola primaria Don Cremona sulla diversità. Noi ragazzi della classe quinta Don Cremona pensiamo che la diversità è una risorsa perché ci offre conoscenze diverse. Secondo me la diversità è una fatica perché a volte è difficile capire un autistico. Per me la diversità è una fatica, non tutti possono fare sport normalmente, vengono presi in giro, alcuni si sentono minori rispetto agli altri. Per me la diversità è sia una fatica sia una risorsa, perché da un lato sentirsi diversi è faticoso, dall'altro puoi imparare ad essere te stesso pur nella diversità. La diversità è una fatica ma allo stesso tempo una risorsa. La diversità è una risorsa perché i disabili sanno fare cose che noi non sappiamo fare. La diversità è una risorsa perché se qualcuno è sordo, muto o cieco non vuol dire che non sappia fare niente di quello che sappiamo far noi. Secondo me è una risorsa perché le altre persone che vengono da altri paesi possono insegnare cose nuove a noi. Per me la diversità è una risorsa perché i disabili conoscono modi di vita a noi impossibile, però noi possiamo prenderli in parte, ma anche una fatica perché molto spesso non riescono a farsi capire. Per me la diversità è una risorsa perché i disabili conoscono modi di vita a noi impossibile, però noi possiamo prenderli in parte. Nella fatica chi vive la diversità ci mostra una risorsa. Per me la diversità è una risorsa perché vuol dire progresso, cultura, commercio e sviluppo del mondo. Secondo me la diversità è una fatica, paragoniamola alla notte e al giorno. La diversità per me è una risorsa perché aiutare chi ha una diversità ti fa solo stare meglio. Per me la diversità è una ricchezza perché se nel mondo fossimo tutti uguali sarebbe tutto noioso e strano. E forse arriverà domani, siamo uguali in fondo e forse cercherai le mie mani solo per un giorno e forse arriverà domani, siamo uguali in fondo.
sono Roberta e il libro che io porto è Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Niccolò Ammaniti nacque nel 25 settembre 1966 ed è famoso anche grazie per aver ricevuto il premio Strega nel 2007 grazie al suo romanzo Come Dio comanda. Io non ho paura è un libro di genere thriller e giallo, ma anche può essere considerato anche un libro di formazione. Il luogo è Acqua Traverse, probabilmente un paesino inventato, ma sicuramente del sud Italia, e il protagonista è Michele Amitrano. Consiglio questo libro perché è molto interessante ed oltre ad essere molto scorrevole ti fa innamorare pagina dopo pagina. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è soprattutto il finale, che ti lascia in sospeso, in quanto non credo esista un finale per ogni libro e puoi immaginarlo. Ciao ragazzi, oggi vi parliamo di dislessia e in generale di difficoltà di apprendimento. Buongiorno Diego e Silvia. Che cosa fa la vostra associazione? La nostra associazione è un'associazione di promozione sociale che opera nel territorio dell'Alto Vicentino, diciamo tra Bassano e Thiene. E il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare il benessere di bambini e ragazzi, quindi ci occupiamo della fascia dell'età evolutiva. Lavoriamo soprattutto per cercare di migliorare l'esperienza scolastica, per far sì che i ragazzi siano più sereni e più soddisfatti del loro apprendimento, quindi per migliorare il benessere scolastico. Quali sono i disturbi più comuni dell'apprendimento? I disturbi più comuni sono le difficoltà di lettura, appunto la dislessia, le difficoltà di scrittura che possono essere disortografia, quindi difficoltà di applicazione delle regole ortografiche, oppure difficoltà di calcolo oppure di grafia. Molto comuni sono anche i disturbi di apprendimento riferibili a quelle che sono le scarsità delle capacità attentive, oppure difficoltà legate proprio all'aspetto motivazionale, nelle quali i ragazzi o i bambini, diciamo, non si interessano a quello che è la lezione oppure in generale a quello che è il mondo della scuola. Cos'è la dislessia? La dislessia appunto è uno dei disturbi di apprendimento. I disturbi di apprendimento sono disturbi dell'automatizzazione di alcune abilità, in questo caso della lettura, abilità che di solito vengono automatizzate, vengono insegnate in maniera formale nei primi anni della scuola primaria. I bambini con dislessia presentano una difficoltà che si traduce in una fatica di lettura, in maggiori errori nella traduzione, nella trasformazione del testo scritto in parole, oppure difficoltà legate alla comprensione del testo o più in generale allo studio. Si può guarire? Dalla dislessia non si può guarire, perché la dislessia non è una malattia, la dislessia è una caratteristica che accompagna la persona in tutto l'arco della vita. Tutti noi abbiamo delle abilità e, diciamo, in alcune cose siamo più bravi, in alcune cose lo siamo meno. Di certo l'abilità di lettura nei bambini con dislessia non è un punto di forza, ma proprio per un sistema di compensazione, spesso i bambini con dislessia presentano altri tipi di abilità, per cui non è raro trovare bambini che, pur avendo difficoltà di lettura, magari sono più creativi o manifestano altri tipi di talento, ad esempio nello sport, oppure, come lo vediamo dalla televisione, magari acquisiscono dei talenti proprio negli aspetti comunicativi, per cui diventano magari attori famosi. Molte grazie per la vostra collaborazione, vi auguriamo un buon lavoro. E anche per oggi è tutto. Ci vediamo domenica prossima alle 14:30 su Rete Veneta, canale 18 del Digitale Terrestre. Se avete idee o curiosità, scriveteci alle mail che vedete, seguiteci anche su Facebook. Who adore you, just go ahead now, right now.